Presidente Serracchiani, oggi è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa con il governo argentino, c'era il sottosegretario Russo, molti temi, la medicina, la ricerca, ma anche la protezione civile, perché il Friuli Venezia Giulia è un modello riconosciuto anche all'estero. Sì, questo progetto Iniziativa Argentina è particolarmente qualificante per la regione, vede impegnati diversi enti della nostra ricerca regionale e anche i comuni, a partire dal comune di Monfalcone. Oggi si firmano protocolli importanti in vari settori. Mi piace ricordare il fatto che appunto il sottosegretario Russo sia venuto in qualche modo a studiare il nostro sistema della protezione civile, dei vigili del fuoco, soprattutto nel campo della prevenzione e anche della reazione a calamità naturali quali possono essere evidentemente in primo luogo i terremoti. Devo dire che ahimè anche per la nostra esperienza di cui ricorre quest'anno i 40 anni siamo forse la regione più preparata in Italia per dare delle risposte in questo senso. La visita che faranno nel pomeriggio anche della sede di Palmanova della Protezione Civile va in quella direzione. Ricordiamoci che è il Disaster Recovery nazionale e questo ovviamente qualifica il lavoro dei tantissimi che dal 1976 ad oggi hanno creato il sistema della protezione civile investendo sulla sicurezza, sulla prevenzione e ovviamente un ringraziamento, e oggi sarà anche l'occasione per farlo, ai nostri volontari e tanti volontari, agli amministratori che si impegnano quotidianamente. Presidente, un ringraziamento anche ai connazionali all'estero che hanno avuto un ruolo importante in questo accordo. Esatto, questa iniziativa in qualche modo rende concreta quell'indirizzo che il Consiglio regionale ha fatto proprio fin dal 2014, e cioè che i nostri corregionali all'estero sono in qualche modo importanti per rafforzare le relazioni con i paesi nei quali vivono, sono uno strumento di relazione anche fondamentale per legare il sistema delle imprese, culturale e ovviamente anche in settori delicati. Oggi si parla molto di medicina e siamo soddisfatti che ci sia l'interessamento del Polo Tecnologico di Pordenone e anche del Crodi Aviano. Silvia Eltran, sindaco di Monfalcone, oggi sono stati sottoscritti importanti protocolli d'intesa con il governo argentino, con le istituzioni argentine e le istituzioni regionali, ma il comune di Monfalcone è stato capofila di questa serie di accordi. Ecco, quali sono i benefici, saranno i benefici per Monfalcone e il senso anche di questa iniziativa? Sì, è un piacere per noi vedere che il lavoro fatto in quest'anni dà veramente dei frutti importanti per il territorio regionale, perché i rapporti che si sono creati creano opportunità di lavoro, opportunità di scambio a livello scientifico oltre che economico, ma importanti anche per le ricadute pratiche anche sul territorio comunale, che è protagonista di una fase di apertura, di crescita e di collaborazione con realtà molto importanti, molto prestigiose. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver lavorato in questa direzione con dei partner importanti, con la Regione in primis, ma anche appunto con i nostri corregionali all'estero che ci hanno aiutato a sviluppare questi rapporti che, come dicevo, ci forniranno opportunità di lavoro, di conoscenza e di crescita per i nostri territori. Sottosegretario Russo del governo argentino, oggi questo importante protocollo d'intesa anche sulla protezione civile e soprattutto sui vigili del fuoco, quindi prevenzione anche in Argentina partendo da un modello come quello del Friuli Venezia Giulia che nel corso del tempo ha dimostrato di essere efficiente. Bueno, es muy importante para nosotros esta visita, dado que, como bien decía usted, ritengo molto importante la visita che abbiamo effettuato oggi e gli incontri che abbiamo avuto, perché in questo modo abbiamo appreso l'esperienza dell'Italia su dei temi che sono estremamente gravi per l'Argentina. In primo luogo l'Argentina ha un problema di carattere sismico, con dei terremoti frequenti e in taluni casi anche di una certa gravità. Inoltre una zona del paese sta subendo gli effetti dei cambi climatici che stanno generando dei danni che poi hanno delle ripercussioni sull'economia. In particolare si registrano delle piogge molto intense in un breve lasso di tempo. Per questo dobbiamo apprendere, imparare quella che è la lezione dell'Italia, del Friuli Venezia Giulia e l'esperienza in un campo che noi dobbiamo sviluppare, dobbiamo incrementare e quindi dobbiamo costruire un nostro sistema di protezione civile e di vigili del fuoco, proprio per prevenire quelli che sono i disastri generati dal clima e dai cataclismi naturali. Questo sta in desarrollo y pensamos capitalizar todo el conocimiento que tienen ustedes.